Buongiorno a tutti, sono Daniela Luise, Project Manager del progetto Veneto Adapt, che oggi vede l'organizzazione di questo evento e che riguarda appunto l'attività del progetto, ma che si vuole confrontare anche con altri progetti. È il secondo di 3 incontri che abbiamo programmato e che vuole approfondire il tema delle azioni e interventi di adattamento ai cambiamenti climatici proprio attraverso un confronto tra progetti. Darei la parola per iniziale all'assessora Chiara Gallani, l'assessora all'ambiente del Comune di Padova. Buongiorno a tutti e a tutti. Grazie per l'organizzazione di questo secondo momento di confronto per il Comune di Padova, per l'assessorato all'ambiente. Questo progetto è particolarmente importante perché è il progetto che ci ha permesso di arrivare alla redazione di quello che è il piano più importante per l'adattamento ai cambiamenti climatici della nostra città, ovvero il piano d'azione per l'energia sostenibile e per il clima, che è stato approvato lo scorso giugno in Consiglio Comunale che è stato approvato lo scorso giugno in Consiglio Comunale e anche che con un certo orgoglio possiamo dire che ha avuto un riconoscimento prestigioso dal Covenant of Majors proprio la scorsa settimana, essendo stato giudicato il miglior piano per chi partecipa ovviamente al patto dei sindaci, ma moltissime sono le città e le realtà che vi partecipano, per le città sotto i 250.000 abitanti, Mursia invece per le superiori. Viene da un percorso lungo del comune, questo dà un po' anche l'idea di come per arrivare a certi risultati il lavoro debba essere profondo e quindi a partire per arrivare un po' alle progettazioni del comune, a partire dall'approvazione del PAES del 2011, linee guida di Padova Resiliente del 2016 e poi appunto l'avvio di questo progetto europeo che ha visto lavorare assieme realtà anche diverse di un territorio ampio e vasto per mettere assieme le criticità e le opportunità di un territorio che è compreso in una certa fascia regionale, ma che appunto ha anche, anche delle diversità che devono essere messe assieme. L'obiettivo che ci siamo prefissati è stato anche un obiettivo cambiato in corsa perché sono arrivati altri, è stata alzata l'asticella dalla stessa Unione Europea, quindi con una soglia dell'abbassamento delle emissioni climalteranti al 55%, anzi qualche percentuale, qualche decimale in più secondo il nostro piano al 2030 e la neutralità climatica al 2050. La strategia del PAESC tiene assieme fondamentalmente qual è il più di questo PAESC anche rispetto ai documenti precedenti, è il lavoro con gli altri enti e con i privati, quindi un forte stimolo a tutta la comunità per arrivare a questi risultati. Non solo, la revisione e il rafforzamento del piano comunale di protezione civile, una realtà che spesso è difficile da inserire in questi progetti, che proprio Veneto Adapt ci ha dato la possibilità con gli altri territori invece di sviluppare. Altro punto forte, questo molto intercomunale, è l'istituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale, ovviamente coordinato dal settore ambiente e territorio, in modo che tutta la pianificazione comunale con i suoi vari interventi e le relazioni con gli esterni possa portare a questi risultati. Anche un progetto pilota ci sta dando modo di valutare e mettere in pratica le strategie che fanno parte di 6
di 6 macro aree di intervento che quindi cominciano a prendere piede mettendo assieme tutte le azioni territoriali. Ecco, questo è questo momento di confronto vuole darci modo anche, insomma, quello che spero è capire in quale direzione far calare ancora di più queste azioni e come quello che è il nostro faro possa prendere piede nei prossimi anni, posto che la questione, come ben sappiamo, è attuale e lo vediamo ogni giorno. Quindi io vi ringrazio per questo momento di confronto e che spero e sono sicura che sarà proficuo. Grazie, grazie Chiara. E quindi iniziamo i lavori della giornata e per un'introduzione generale do la parola a Laura Salvatore, caposettore ambiente del Comune di Padova. Buongiorno a tutti, mi presento, appunto sono Laura Salvatore, caposettore ambiente del Comune. Spetta a me oggi l'onore di aprire i lavori di questo importante secondo incontro in questo progetto Veneto Life Veneto Adapt. Questo progetto che è stato realizzato con il contributo dell'Unione Europea appunto all'interno del progetto Life. Qual è il contesto di riferimento di questo progetto? Parliamo di eventi meteorologici estremi che vediamo essere in continuo aumento e per fronteggiarli vi è la necessità quindi di rendere più resilienti le nostre città, adottando quelli che sono azioni e interventi che ne mitighino gli effetti. Questo progetto quindi che cosa ha fatto? Ha sviluppato una metodologia operativa per ottimizzare e rendere più efficace la risposta dei territori all'impatto dei cambiamenti climatici, con un'attenzione particolare al rischio idraulico e alle ondate di calore. Quindi il contrasto ai cambiamenti climatici però non si può affrontare da soli e quindi è necessario un approccio multilivello. Per questo i territori dei comuni di Padova, Treviso, Vicenza, Cadoneghe, Curtarolo, Vico d'Azzere, della città metropolitana di Venezia, che insieme hanno una conurbazione urbana di circa 3,5 milioni di abitanti, partecipano a questo progetto, hanno deciso quindi di avviare questo confronto anche con città europee e progetti anche europei che si occupano di adattamenti climatici. L'obiettivo è quello di condividere delle esperienze e di offrire l'opportunità quindi di scambiare dei punti di vista e chiavi di lettura differenti per arricchire quindi il percorso di ognuno di questi partecipanti. Questo contesto fa sì che ci sia quindi la necessità di arrivare anche a un confronto diretto e in questo contesto quindi si inserisce questo secondo incontro. Il primo, lo ricordiamo, si è svolto il 30 settembre ed è stato dedicato a presentare gli strumenti e i metodi che ci sono a supporto delle decisioni. Quello di oggi è focalizzato sulle azioni e sugli interventi di adattamento quindi a questi cambiamenti climatici. Ricordo che ci sarà anche un ulteriore incontro che si terrà ad Ecomondo il 28 ottobre che sarà invece focalizzato sugli strumenti utili al monitoraggio del PAESC di cui prima ha parlato l'assessore. A questi incontri naturalmente parteciperanno relatori qualificati sul tema e i referenti dei progetti europei. L'incontro di oggi, che entra quindi nel vivo di quelle che sono le azioni e gli interventi di adattamento ai cambiamenti climatici, vedranno l'intervento dell'architetto Morello del Politecnico di Milano, che illustrerà gli strumenti di supporto e quindi alla pianificazione e farà capire come questi possono essere utilizzati in un contesto urbano. Successivamente vi saranno anche i rappresentanti dei progetti europei che sono stati invitati e che sono stati finanziati dai programmi LIFE, Horizon e Interreg e che presenteranno quindi le azioni di adattamento
da loro messe a punto al fine di aumentare la capacità delle città di fronteggiare quindi questi eventi estremi. I progetti che parteciperanno a questa tavola rotonda sono molti e importanti. Io li citerei tutti. Iniziamo con il Life Beware H2020, Rescue, Life Rewait, Life Metro Adapt, Interreg Response, H2020 Clara. Tutti questi saranno moderati da Piero Pellizzaro, che è il direttore della direzione di progetto Città Resilienti del Comune di Milano. Quindi vediamo come questi panel meeting siano molto importanti, perché contribuiscono proprio ad uno scambio di esperienze che sono importantissime per adottare azioni che siano veramente efficaci nella lotta ai cambiamenti climatici. Auguro quindi a tutti un buon lavoro. Grazie. Grazie Laura. Sì, prima appunto di iniziare questo scambio e sentire i relatori, do la parola a Giovanni Vicentini per una presentazione del progetto Life Veneto Adapt. Grazie Daniela, è un compito arduo perché qui si tratta di sintetizzare 4 anni di lavoro in 10 minuti di presentazione, forse anche un po' meno per essere più sintetico, quindi cercherò di essere esaustivo, ma insomma ad arrivare subito al punto. Dunque, Veneto Adapt è stato già anticipato, un progetto appunto di 4 anni, i partner coinvolti li vedete qui elencati, ci tengo oltre a quelli che sono già stati citati dal caposettore Salvatore, ci tengo anche a ringraziare Soggesca, UAV di Venezia e il coordinamento Agende 21 Italiane per il supporto tecnico che hanno dato insomma alle città per sviluppare appunto gli strumenti di pianificazione. Nel sito, tra l'altro, vi invito anche a visitarlo perché abbiamo pubblicato tutta una serie di documenti che possono essere utili alle altre città per seguire un pochettino la metodologia sviluppata nell'ambito di Veneto Adapt. Allora, questi sono un po' gli obiettivi che ci siamo prefissi all'inizio e che abbiamo raggiunto. Insomma, siamo ormai alla fine del nostro progetto, quindi possiamo dire fortunatamente di averli raggiunti tutti e anche con un buon successo. Io adesso proverò ad entrare dentro ognuno di questi obiettivi e farvi capire un po' come sono stati sviluppati da Veneto Adapt. Allora, il primo era questo, la mappatura degli stakeholder. È stato un po' il nostro punto di partenza. Quando si parla di adattamento ai cambiamenti climatici e di pianificazione, di governo del territorio, che è un po' una competenza tipica di un ente locale, bene, questo ente locale normalmente si deve confrontare con molti altri soggetti, pubblici e privati, che operano molto spesso in parallelo, molto spesso si integrano, molto spesso anche non dialogano tra di loro. Quindi il primo compito di un ente locale è quello di capire tutti i soggetti che lavorano sullo stesso argomento. In questo caso noi avevamo 2 argomenti principali: capire come viene gestito il tema del rischio idraulico e delle ondate di calore, e quindi abbiamo cercato di identificare tutti quanti gli attori del territorio che potevano svolgere e avere un ruolo centrale in questi 2 ambiti. L'abbiamo fatto e grazie a questa mappatura che vedete rappresentata graficamente sulla destra abbiamo iniziato a dialogare con loro e a costruire insieme questo famoso PAESC, questo piano d'azione per l'energia sostenibile ed il clima. Fatto questo primo passaggio, ovviamente vi ho accennato appunto i 2 grandi temi del nostro progetto, ondate di calore e rischio idraulico. Beh, quello che si deve fare ovviamente quando si devono poi mettere in campo delle misure concrete sul territorio è capire dove questi problemi si verificano con maggiore, una magnitudo maggiore, quindi con effetti più negativi per la città, quindi con impatti maggiori, con costi maggiori per la collettività. E quindi l'analisi delle vulnerabilità e dei rischi quindi ha consentito a tutte le città partner del progetto Veneto Adapt di andare a mappare in modo molto chiaro e puntuale i rischi che ci sono sul nostro territorio. In questo modo ovviamente noi con le risorse scarse di cui siamo in possesso come enti locali siamo in grado di andarle a far calare in modo più efficace sul territorio, perché andiamo a realizzare gli interventi in modo più puntuale, solamente possibilmente partendo dalle zone che hanno un rischio maggiore. Quindi l'analisi delle vulnerabilità è stato un po' il secondo step. Il terzo step, sempre nell'analisi iniziale che viene fatta per arrivare poi alla redazione del PAESC, è capire che cosa contengono già i piani vigenti. Tutti gli enti locali hanno molti piani e regolamenti già vigenti, prima del PAESC, e questi contengono già per buona parte azioni di mitigazione e di adattamento. Quello che spesso non si riesce a fare emergere è appunto
quali sono e in quali parti di questi documenti si possono identificare. Quindi all'inizio è stato fatto un lavoro di lettura, di comprensione, di analisi di tutti i piani esistenti e di estrapolazione di tutte le misure di adattamento che erano già presenti e che erano già vigenti, quindi che avevano già una certa efficacia e cogenza sul territorio. Ne sono derivate 630 azioni di adattamento che hanno un po' consentito di creare un abaco iniziale di misure che poi sono state ovviamente capitalizzate nei PAESC e che sono state anche analizzate in base ad alcune chiavi di lettura. In particolar modo qui vedete che tipo di strategia adottano, qual è la tipologia di intervento e anche qual è l'effetto atteso che intendono appunto raggiungere. Nella slide successiva le vedete numerate insomma, per le varie chiavi di lettura. Comunque il numero è veramente significativo e vi fa capire che già le città si stavano muovendo su questo tema, non partivano da zero completamente. Però quello che mancava era il disegno organico, insomma, rendersi consapevoli del fatto che queste misure devono essere inserite all'interno di una cornice più grande, che è il PAESC, dentro la quale quindi si identifica un obiettivo di lungo periodo, nel nostro caso il 2030 ma anche il 2050, e si identificano poi le azioni che devono essere realizzate per raggiungere quell'obiettivo, differenziandole ovviamente in funzione appunto anche dei tempi di attuazione. Noi abbiamo identificato azioni di breve periodo che andranno realizzate subito e azioni di un po' più lungo periodo che devono essere costruite anche con la rete degli attori del territorio. Arriviamo quindi ai PAESC, quindi abbiamo fatto un po' questa premessa, queste tre analisi iniziali, quindi la mappatura degli stakeholder, la mappatura degli impatti e delle vulnerabilità e dei rischi e l'analisi dei piani vigenti. Questa analisi iniziale ci ha consentito di redigere dei PAESC che fossero veramente, che rispondessero effettivamente alle esigenze dei territori. Qui vedete i risultati principali, sono tutti PAESC che oramai sono stati approvati dai consigli comunali. Quello di Padova, menzionato all'inizio dall'assessora, di fatto è riuscito anche a conquistarsi, questo è un orgoglio un po' per tutti, credo, il premio del Covenant of Major che è stato consegnato la settimana scorsa. Diciamo che tutti hanno seguito la stessa metodologia, quindi tutti si possono considerare veramente piani di alto livello da questo punto di vista. Vedete che tra l'altro le ambizioni sono molto elevate, l'obiettivo minimo era il 40%, in alcuni casi siamo riusciti anche ad andare oltre il 50%. Il progetto Veneto Adapt ha cercato anche di identificare appunto degli elementi comuni a tutti i PAESC e a tutte le città coinvolte e abbiamo identificato appunto 7 azioni che abbiamo chiamato qualificanti che sono presenti in tutti i nostri documenti e che invitiamo appunto tutte le altre città che si vogliono impegnare in questa sfida, soprattutto nell'area del Veneto centrale, ma sono applicabili anche fuori dal territorio veneto. Quindi invitiamo tutti ad adottarli e a portarli dentro i loro piani. Sono queste 7 azioni che riteniamo le azioni di base che tutti i nostri documenti devono contenere per poter effettivamente rispondere alle 2 sfide di adattamento, quindi contro l'ondata di calore e il rischio idraulico. Li leggo velocissimamente, solo i titoli, e poi avrete modo ovviamente con la documentazione che seguirà di approfondirli uno per uno. Quindi certamente lo strumento del regolamento edilizio per noi è stato identificato come centrale per poter appunto mettere in campo anche delle norme che spingano in una certa direzione. Abbiamo tutta una serie di strumenti tipo il piano delle acque o la pianificazione delle opere idrauliche che ci consentono di fronteggiare in modo molto efficace il rischio idraulico. È stato citato il piano di protezione civile che è un documento che lavora effettivamente solo sul piano emergenziale, quindi ex post, però è un documento che deve essere predisposto, aggiornato e deve anche internalizzare alcuni nuovi rischi, per esempio quello dell'ondata di calore. È un documento che evidentemente va affiancato anche alle misure ex ante, quindi quelle di prevenzione del rischio, quindi di adattamento strutturale del territorio. Abbiamo ovviamente tutte le politiche di forestazione urbana che hanno un'efficacia su entrambi i problemi che abbiamo identificato e poi abbiamo ovviamente delle azioni un po' più immateriali che sono quelle dell'istituzione di un ufficio resilienza. Vedremo poi, Piero Pellizzaro ne rappresenta un pochettino un po' l'avanguardia italiana da questo punto di vista, quindi siamo contenti anche di averlo tra i nostri relatori, e poi il monitoraggio dei dati che serve sempre a valutare se le azioni che stiamo mettendo in campo sono efficaci. L'ultima è un'azione eventuale, ovviamente lavorare anche sull'area parcheggio, che è un tema abbastanza importante per la nostra città, perché abbiamo delle superfici impermeabilizzate molto estese, anche in virtù della caratterizzazione urbanistica del nostro territorio, e quindi abbiamo pensato che questa fosse un'azione molto importante da inserire nei nostri piani.
Per fare il piano abbiamo anche realizzato una scheda tipo che può essere tra l'altro utilizzata anche da altre città, qualora volessero aderire con la sottoscrizione di una lettera di intenti alla nostra metodologia. Quindi qui trovate di fatto una struttura che include un pochettino tutti gli elementi che devono essere presenti in una scheda d'azione per poter poi consentire anche una sua implementazione e soprattutto un suo monitoraggio nel tempo. E poi appunto giungiamo al monitoraggio, quindi tutti i piani devono essere monitorati, è un elemento fondamentale di qualsiasi tipo di pianificazione. Noi l'abbiamo cercato di sviluppare un po' di più rispetto a quello che era il livello minimo previsto dall'iniziativa del patto dei sindaci, identificando indicatori di risultato per ogni azione che abbiamo previsto nel PAESC e poi indicatori di impatto per valutare appunto l'efficacia del PAESC nel suo complesso, sia ovviamente l'atto mitigazione, che è qualcosa di già di più consolidato nel tempo, sia l'atto adattamento, qualcosa un po' più innovativo, perché ancora in letteratura si trova un po' di meno su questo aspetto. Un altro elemento particolarmente importante per il monitoraggio è l'analisi degli indicatori socio-economici, perché quando parliamo appunto di questi temi dobbiamo anche essere in grado di tradurre da un punto di vista economico di fatto l'efficacia delle misure che mettiamo in campo. Queste misure hanno un costo, quando parliamo di adattamento tra l'altro è difficile anche valutare quali sono i benefici immediati rispetto alla mitigazione, perché non abbiamo un risparmio energetico, per esempio, da quantificare. Quello che dobbiamo comparare rispetto al costo è il costo mancato degli impatti dei cambiamenti climatici, quindi il fatto che non ci siano poi degli impatti significativi grazie alle azioni di adattamento che abbiamo messo in campo. Quindi questo era un po' l'obiettivo di questa analisi, che troverete tra l'altro tra i documenti nel sito di Veneto Adapt nei prossimi mesi. Tutto quello che vi ho detto sarà condensato all'interno di linee guida regionali, ma che potranno essere utilizzate anche all'esterno del nostro territorio, quindi andranno un po' a raccontare tutto il percorso e come si redige un PAESC secondo la nostra metodologia dall'inizio alla fine, quindi proprio dalle fasi iniziali, che sono quelle che vi ho citato all'inizio della mia presentazione, fino al monitoraggio. E arrivo verso la fine della mia presentazione per non togliere ulteriore tempo. Altre azioni significative, oltre alla pianificazione, quindi alla redazione del PAESC, sono state poi alcune misure pilota che abbiamo deciso di implementare negli anni, insomma, del progetto per dare già visibilità immediata, no, all'efficacia delle azioni di adattamento. Ognuna dei nostri territori coinvolti ha realizzato un'azione diversa, alcune erano più legate magari al greening, alla realizzazione di parchi urbani, altre invece sono più puntuali e legate quindi alla sistemazione idraulica di alcuni problemi appunto delle città coinvolte. Altre ancora sono proprio progetti di rinaturalizzazione molto estesi, nel caso appunto dell'Unione Comuni Medio Brenta in particolare è una zona industriale che viene riqualificata e viene insomma trasformata anche da un punto di vista urbanistico, però ponendo al centro il tema dell'adattamento, no, di questa nuova area. Un altro elemento interessante è la mappatura delle azioni di fatto green e blu della città metropolitana di Venezia. In questo caso è stato utilizzato uno strumento GIS per dare immediata visibilità appunto alle azioni e alle reti, come vedete, che possono essere create a livello territoriale. Nel loro caso, ovviamente, essendo poi una città metropolitana, l'interesse era anche quello di mettere a sistema le azioni e le reti dei singoli comuni per dare appunto una visione d'insieme, quindi lavorare sull'area vasta. E poi la città di Vicenza ha sviluppato un ulteriore strumento che sono delle linee guida per il rischio idraulico. Qui ne vedete alcuni estratti, quindi loro hanno di fatto identificato nella loro città quali fossero i punti critici da un punto di vista idraulico e per ognuno li hanno poi ovviamente modellizzati, quindi hanno identificato appunto delle criticità più generali e per ognuna di queste criticità hanno previsto delle azioni puntuali di adattamento che poi adesso stanno cercando di mettere in campo attraverso appunto un piano pluriennale. Arrivo veramente alla fine, siamo alle ultime 2 slide. Tutto quello che abbiamo detto serviva a noi fino adesso, ma è fondamentale che anche altri comuni ci seguano in questo grande percorso. Quindi la replicazione del metodo era una parte centrale del nostro progetto e lo è in particolare adesso che abbiamo ottenuto appunto dei risultati che possiamo comunicare e trasmettere a tutti gli altri. In particolar modo, e questo è una cosa che verrà pubblicata nelle prossime settimane, ci sarà la possibilità di usufruire di una sorta di corso di formazione attraverso dei video che verranno pubblicati solo per le città che aderiranno appunto attraverso la sottoscrizione delle lettere intenti alla nostra metodologia e che consentiranno insieme alle linee guida regionali di farvi seguire passo passo nella redazione del vostro piano e nell'implementazione delle misure di adattamento. Ci sono state poi delle attività di twinning con alcune città italiane ed europee, ne vedo anche alcune
collegate oggi, e quindi vi ringrazio per essere presenti. E abbiamo poi gli eventi appunto come quello di oggi, quindi eventi di disseminazione di networking con altre città e altri progetti europei. Abbiamo l'ultimo appuntamento già citato del 28 ottobre, quindi vi invitiamo in presenza ad Ecomondo a partecipare, e poi avremo ovviamente la conferenza finale del progetto dove cercheremo di fare un po' la somma di tutto quello che abbiamo elaborato in questi 4 anni e mezzo di lavoro. Quindi grazie a tutti per l'attenzione e buona prosecuzione. Grazie Giovanni. Quindi abbiamo insomma fatto un excursus di come si è svolto il progetto e anche di quelli che sono un po' i risultati finali dello stesso. Però ci interessa appunto continuare a confrontarci su questi temi. Sappiamo che sicuramente abbiamo avuto degli importanti risultati, abbiamo fatto dei passi avanti, ma che molto c'è ancora da fare, e quindi in quest'ottica abbiamo proprio pensato questa giornata e abbiamo chiesto al professor Eugenio Morello di appunto portarci un po' un approfondimento su questi temi, in modo da riuscire a capire come continuare a implementare l'adattamento nei contesti urbani e insieme quindi aprire poi insieme quello che è il dibattito e gli approfondimenti di oggi. Quindi intanto grazie Eugenio e ti do la parola. Grazie Daniela, ringrazio molto per l'invito e mi fa molto piacere rappresentare un po' quello che è un lavoro in realtà che è il risultato di una collaborazione con Città Metropolitana, con il Comune di Milano, con lo UAV di Venezia, quindi gli scambi e le collaborazioni su questi temi già ci sono da molto tempo, da molti anni, quindi sono molto contento anche di vedere i risultati del vostro lavoro di Veneto Adapt, perché appunto ci sono molte similitudini e sinergie. Allora nella mia presentazione di un quarto d'ora cercherò di riassumere quelli che sono gli strumenti, le procedure che in qualche modo abbiamo messo a punto in questi anni grazie ad alcuni progetti a cui farò riferimento per spiegare un po' diciamo, la complessità degli strumenti di servizio climatico che abbiamo pensato di implementare a livello di ricerca e poi nella pratica. Sicuramente quello che appunto abbiamo fatto è stato possibile grazie a 2 progetti finanziati da Fondazione Cariplo già dal 2017-18 e fino al 2020, 2 progetti che hanno visto appunto prima il coinvolgimento di Città Metropolitana, cambiamenti climatici e territorio, il secondo verso paesaggi a prova di clima, anche con il coinvolgimento del Comune di Milano, anche come casi di studio. Questo è stato un primo progetto che ci ha permesso di costruire conoscenza, banche dati e strumenti per l'adattamento. Un secondo invece progetto che è finanziato dal Ministero della Transizione Ecologica con il supporto sempre di Città Metropolitana di Milano e Assolombarda e Capolding, vede coinvolto appunto il Politecnico come partner unico su un tema, aree produttive, aree proadattive, relativo proprio alle aree industriali, l'adattamento delle aree industriali. Quindi parlerò un po' di quello che abbiamo fatto anche sulla scorta di alcune elaborazioni in questi 2 progetti. Sostanzialmente quello che è la scaletta dell'intervento riguarda 4 punti. Una mappatura dei pericoli climatici. Dovevamo dall'inizio cercare di costruire appunto questo tipo di mappatura dei pericoli, quindi ondate di calore e precipitazioni intense alla scala territoriale, quindi di tutta Città Metropolitana, ma anche con un'attenzione ai luoghi, ai distretti, ai quartieri, quindi a livello proprio urbano e microurbano. Poi il secondo passaggio, l'individuazione delle zone climatiche locali. Questo è qualcosa su cui abbiamo insistito proprio per riportare la dimensione morfologica spaziale dei territori all'interno del discorso dell'adattamento e dei cataloghi degli abachi di adattamento. Poi c'è una terza dimensione che è l'identificazione delle azioni specifiche che abbiamo
portato avanti questo soprattutto con una collaborazione con UAV di Venezia, e poi procedure e strumenti di ingaggio dei cittadini, quindi tutto quello che è coproduzione di soluzione che stiamo testando. Ecco, quindi come vedete si passa da operazioni di mappatura di metodi scientifici a invece strumenti di co-creazione e di ingaggio, quindi per capire come effettivamente la sfida dell'adattamento climatico non è soltanto top down, ma deve essere anche bottom up, quindi top down fornire le informazioni, i dati e facilitare il lavoro dei comuni, delle realtà che vogliano intraprendere questo tipo di percorso, e dall'altra parte invece però dobbiamo ingaggiare e coinvolgere tutti gli stakeholder del territorio per poter lavorare. Quindi andando a questo punto, entrando un po' nel merito di queste soluzioni, abbiamo appunto il lavoro sulla mappatura dei pericoli climatici, in particolare temperature e precipitazioni, che sono i pericoli principali di città metropolitana. Abbiamo costruito in realtà il laboratorio di simulazione urbana, il dottor Nicola Colaninno, responsabile di questo modello statistico, che ci ha permesso di costruire per la prima volta un'immagine dell'isola di calore della città metropolitana di Milano, quindi vedete di giorno e di notte, a destra, a sinistra di giorno, a destra di notte, e questa immagine diciamo, è stato un po' il presupposto di una serie di considerazioni e di altre mappature che sono poi seguite sulla criticità dei luoghi, individuare gli hotspot per poter agire con degli interventi mirati, e quindi consentire una strategia anche di interventi sulla base appunto dell'identificazione delle criticità rispetto dei pericoli climatici. Questo modello è stato costruito appunto sulla base delle immagini satellitari e in combinazione calibrate poi sulle stazioni ARPA di Regione Lombardia, proprio per riportare l'informazione che sarebbe l'unsurface temperature del satellite, quindi sul terreno, invece a un discorso su near surface, quindi di temperatura sull'aria. Questo tipo di visualizzazione abbiamo elaborato diversi schemi proprio per dimostrare le differenze delle temperature e l'importanza dei luoghi e dei materiali. Però l'importante era per noi andare in downscaling, quindi cercare di entrare nello specifico dei quartieri, di quello che succede nelle città, per avere delle immagini di dettaglio sul fenomeno delle temperature. Questo poi lavoro è stato anche portato avanti dal progetto Life Metro Adapt, che ha sviluppato ulteriori analisi in questo senso. Era la prima volta che riuscivamo a effettivamente entrare nel merito di quello che succede in città a livello di differenze di temperature, e abbiamo apprezzato quindi il ruolo che il verde, la vegetazione svolge, e il ruolo della densità dei materiali, e ci siamo accorti appunto come anche differenze di temperature microlocali abbiano in realtà un ruolo importante sul benessere e il comfort anche delle persone. Questo tipo di lavoro l'abbiamo poi sviluppato e portato avanti, abbiamo costruito nuove mappe a livello di città metropolitana. Questa è appunto un'applicazione nel progetto Aree Produttive e Aree Proadattive nel comune di Trezzano, che è partner del progetto, e sul quale stiamo ragionando appunto sulle aree produttive, che emergono quando parliamo di pericolo potenziale delle temperature, emergono molto bene come luoghi appunto dove si concentra questo stress climatico. Quindi questo tipo di informazioni è molto semplice da comprendere per tutti, e quindi è quello che poi utilizziamo nei workshop con il territorio. Quindi abbiamo criticità, abbiamo mappe che l'intrappolamento del calore nei diversi luoghi della città. Un secondo lavoro è sempre legato al potenziale di ruscellamento. Questo richiederebbe simulazioni dinamiche, ma intanto abbiamo costruito una prima mappa sempre all'interno del laboratorio di simulazione urbana. Anche in questo caso stiamo cercando di sviluppare nuove modalità di rappresentazione, nuove tecniche, proprio per simulare anche eventi di precipitazione intensa. Su questo, diciamo, è solo una prima prova
però stiamo lavorando anche qui per includere maggiori dettagli circa i materiali per avere dei modelli sempre più affidabili. Questo serve proprio per rendere conto e rendere consapevoli i territori rispetto a quelli che sono i potenziali rischi a cui vanno incontro. Tra l'altro eventi già verificati sul territorio e che quindi potremmo modulare secondo diverse intensità per capire dove stiamo andando. Dicevo, il secondo passaggio, dopo aver lavorato sulla criticità delle mappature, è quello di costruire delle zone climatiche locali, ovvero delle aree con caratteristiche morfologiche e comportamenti al pericolo simili. Questo è stato un lavoro che, ripreso dalla letteratura americana e che è stato invece arricchito di alcune informazioni e parametri, quali quelli morfologici e fisici, proprio perché volevamo considerare il tema città, territorio, capire cosa vuol dire lavorare su materiali impermeabili e con alte densità. Da qui abbiamo ricostruito la mappatura di città metropolitana secondo una serie di zone climatiche locali e questo diciamo ha condotto poi a collegare questo tipo di informazione zone climatiche locali alle misure di adattamento specifiche, cioè per ogni zona climatica locale possiamo attuare o meno alcune soluzioni. Naturalmente se siamo in un centro storico o se siamo in un'area industriale abbiamo diverse possibilità. Ecco, questo collegamento è molto importante ed è stato poi inserito nella piattaforma di città metropolitana in decimetro che è a disposizione di tutti i comuni se vogliono appunto lavorare su questi temi. Naturalmente abbiamo capito il ruolo della vegetazione, da qui l'importanza anche di in qualche modo orientare le politiche di forestazione urbana anche rispetto a questi temi dei pericoli climatici, quindi va bene forestare, cerchiamo di dare per esempio priorità ai luoghi che necessitano maggiore intervento dal punto di vista del pericolo climatico. Abbiamo anche in qualità di laboratorio di simulazione cercato di vedere qual è l'effetto di diverse azioni. Noi possiamo ad esempio pensare a livello proprio speculativo di convertire tutti i tetti della città di Milano in tetti verdi e abbiamo cercato di capire quale sarebbe stato l'impatto sulle temperature urbane. Naturalmente a livello complessivo la temperatura non diminuirà di molto, si parla di 0,2 gradi, non è tantissimo, ma se lo pensiamo a livello di consumi energetici risparmiati, quindi diminuire la domanda di energia per aria condizionata, insomma per climatizzazione estiva, questo ha un ritorno anche economico-ambientale molto importante. Le differenze sono apprezzabili soprattutto a livello microurbano, quindi a livello locale, dove lavorando con simulazioni invece di scala molto più piccola possiamo raggiungere anche mezzo grado, 1 grado di differenza con operazioni di densificazione del verde e depavimentazione. Ecco, concludo l'intervento con invece quello che è un'attenzione sempre maggiore che è venuta come esigenza nel confronto col territorio, da una parte quella di tradurre queste informazioni tecniche a tutti, che siano comprensibili a tutti, quindi come lavorare a livello proprio di comunicazione, ingaggio, strumenti, procedure per Living Lab con attori del territorio. E tra questi abbiamo inserito per esempio oltre ai focus group anche l'idea di camminate climatiche, quindi camminate di comunità proprio per cercare di sensibilizzare i cittadini rispetto a quello che è la temperatura e le condizioni urbane. Quindi di nuovo le mappe come nel caso di Trezzano, questo è il caso di Melzo, sono state utilizzate in alcuni laboratori nella revisione del PGT dove appunto abbiamo segnalato le criticità climatiche. In particolare in quest'ultimo lavoro con Trezzano sul Naviglio abbiamo che è diciamo incentrato anche sull'inserimento del discorso adattamento nell'agenda 2030, quindi diffondere la cultura della sostenibilità a 360 gradi e l'adattamento è parte di questa sfida e quindi come in qualche modo territorializzare gli SDG, in particolare 11 e 13, per costruire sfide, definire obiettivi e progetti condivisi. Su questo abbiamo lavorato proprio con le aziende del territorio e stiamo costruendo dei progetti, metaprogetti locali e individuando nuove forme di governance proprio per una gestione delle aree produttive proadattive.
diciamo, l'obiettivo è quello proprio di coprogettare delle soluzioni tra pubblico e privato, quindi cercare di definire le priorità e portare il tema dell'adattamento anche nel contesto delle aziende. Sappiamo che abbiamo visto, non è prioritario per un'azienda, però è molto importante coinvolgere le aziende perché, diciamo, proprio in termini di costi e benefici, hanno interesse a capire quali sono i vantaggi delle azioni di adattamento. Su questo, secondo me, dobbiamo ancora lavorare. Quindi l'obiettivo era quello di diciamo, trasferire l'interesse delle aziende per la responsabilità sociale d'impresa in azioni locali sul territorio, e su questo appunto stiamo lavorando. Chiudo con le climate walk, quindi le camminate climatiche, come ulteriore attività invece questa più rivolta ai cittadini, con attività anche di mappatura delle immagini termiche e quindi di un rilevamento di quelle che sono le condizioni climatiche nei diversi luoghi nello stesso momento di una giornata, quindi capire quali sono le condizioni che si attraversano nei diversi spazi attraverso le diverse morfologie urbane, per poi concludere l'attività con un focus group che richieda ai cittadini, alle persone, di in qualche modo suggerire azioni nel quartiere che vivono, quindi capendo anche quelli che sono i comportamenti, le pratiche e le abitudini dei cittadini che abitano gli spazi e che utilizzano lo spazio in determinati modi a seconda anche delle condizioni climatiche. Io ho concluso la mia presentazione, grazie. Grazie Eugenio, sempre molto interessante anche vedere le esperienze degli altri, in quanto permette magari di cogliere, al di là appunto che sappiamo che una serie di cose sono uguali, quando appunto si deve capire qual è la ricaduta degli eventi climatici nel territorio, bene o male, insomma, svolgiamo tutti le stesse attività. Poi invece quando andiamo a individuare le azioni specifiche o coinvolgiamo appunto le parti economiche piuttosto che i cittadini, ognuno di noi, insomma, in base anche alle relazioni locali, individua delle attività specifiche. Però secondo me è sempre molto molto interessante riuscire ad individuare, capire anche cosa fanno gli altri e magari copiare. No, si dice così di solito e credo appunto che anche l'esperienza che hai presentato sia veramente, possa essere utile anche a tutti noi, insomma, che continueremo poi bene o male a lavorare su questo tema. Intanto grazie. Ora cominciamo il confronto con le esperienze dei vari progetti. Qui abbiamo previsto un coordinamento di Piero Pellizzaro, che sicuramente con la sua esperienza riuscirà in qualche modo a fare emergere dal confronto dei vari progetti le modalità operative, il valore aggiunto di ogni progetto, perché sappiamo che ogni progetto poi approfondisce una determinata sfaccettatura e che proprio per questo abbiamo previsto questo confronto tra vari progetti, proprio per riuscire a cogliere quegli aspetti interessanti che ogni progetto ha. Quindi Piero, ti lascio condurre questa parte, grazie anche della disponibilità. Beh, ciao Daniela, buongiorno a tutti, buongiorno a Chiara, Eugenio, insomma, a tutte le persone con cui in questi anni siamo sempre confrontati anche sui temi dell'adattamento. Come si diceva adesso, il confronto è assolutamente necessario e utile, e come Daniela diceva anche poco fa, anche noi nelle nostre attività che stiamo portando avanti come direzione Città Resilienti abbiamo copiato da Rotterdam, da Parigi, da altre città, anche nella definizione di alcune norme legate al piano di governo del territorio. Abbiamo preso ispirazione e in parte copiato anche dai comuni più piccoli come il comune di Segrate, esperienze positive che, se valutate, valgono la pena di essere riproposte sui diversi territori. Io cerco di non rubare troppo tempo e andrei direttamente alla presentazione del primo progetto, il progetto Life Beware.
Abbiamo con noi Francesco Bettella, che è ricercatore idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali, Università degli Studi di Padova. Se c'è Francesco. Sì, sono qua. Buongiorno a tutti. Grazie Ciao. della presentazione. Mi sentite? Sì, molto bene. Buongiorno. Allora, ciao Francesco. Allora, ti chiederei innanzitutto, il progetto BeWare si concentra prevalentemente su realizzare una strategia di adattamento ai cambiamenti climatici e al rischio di alluvioni e allagamenti in aree urbane e rurali. Quali sono le principali azioni che realizza e dove sono state localizzate queste azioni per il progetto? E quale può essere, come progetto, presenta connessioni anche con altri tematismi rilevanti per l'adattamento? Tanto questa prima domanda, diciamo, di inquadramento delle attività. Sì, beh, allora il progetto BeWare è un progetto di governance e informazione che ha appunto l'obiettivo, come hai detto bene tu, l'obiettivo di ridurre il rischio di allagamento in aree urbane e rurali. Quindi le azioni che abbiamo messo in campo sono indirizzate soprattutto all'aumento della consapevolezza in merito al problema dei cambiamenti climatici per quanto riguarda i cittadini, gli amministratori e i liberi professionisti, all'aumento della conoscenza delle soluzioni che possono essere adottate per mitigare questi rischi e all'individuazione di strumenti di governance atti proprio a favorire l'utilizzo e l'implementazione di queste soluzioni. Le azioni si localizzano nell'Alto Vicentino, soprattutto ovviamente perché i due partner principali del progetto sono due comuni dell'Alto Vicentino, dell'Alta Provincia di Vicenza, Sant'Orso e Marano Vicentino, oltre al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta. Poi abbiamo Veneto Agricoltura, l'Associazione Europea per la Democrazia Locale, poi ci sono del Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali dell'Università di Padova. Un altro motivo per cui ovviamente ci localizziamo nell'Alto Vicentino è che il problema degli allagamenti e delle alluvioni è un problema molto sentito in questa zona e anche i comuni che hanno fatto partire questo progetto lo notano molto e vogliono fare qualcosa per il territorio per risolvere questo problema, un po' come ha fatto anche il Comune di Padova con Veneto Adapt. Ok, come vogliamo andare a risolvere questo problema degli allagamenti o comunque andare a mitigare questi effetti? Lo andiamo a fare implementando sul territorio delle misure di ritenzione naturale delle acque. Quindi le azioni che abbiamo messo in campo sono atte a favorire proprio la diffusione di queste soluzioni. E cosa abbiamo fatto in concreto? Abbiamo realizzato 7 interventi proprio nei comuni di San José e Marano Vicentino che hanno un duplice obiettivo. Un obiettivo idrologico idraulico, appunto risolvono un vero problema di natura idraulica che era presente sul territorio nella zona di intervento. Un obiettivo divulgativo didattico, perché appunto il progetto è un progetto di informazione, quindi andiamo a mostrare ai cittadini, agli amministratori, ai liberi professionisti come funzionano questi interventi. Dimmi. Ma che tipo di intervento avete fatto dei 7 nello specifico? Ok, abbiamo 7 interventi, variano, sono interventi diversi in ambito rurale, agricolo. Abbiamo realizzato un laghetto di bioritenzione che permette di accumulare un volume di 2500 metri cubi di acqua e permette di ridurre il rischio idraulico in una zona abitata di Marano, Vicentino. Poi abbiamo utilizzato dei giardini pluviali e delle aree di bioritenzione in ambito urbano, un bacino di detenzione che è diventato anche un parco che può essere utilizzato quindi anche dagli studenti per fare attività didattica, perché è un laghetto di bioritenzione interno, quindi con la creazione di un ambiente umido. Nella scuola di Marano Vicentino anche qui abbiamo realizzato dei sistemi di drenaggio urbano sostenibile in serie proprio per andare a risolvere un problema di natura idraulica, di problemi di allagamento della scuola che si verificavano negli anni passati e che adesso sono stati risolti. Quindi le tipologie di intervento sono su questa linea. Tra le altre attività, poi comunque abbiamo attività appunto di informazione come convegni e webinar, un festival abbiamo organizzato, proprio abbiamo concluso 2 settimane fa sui temi dell'acqua e abbiamo attivato anche noi un processo partecipato che ha portato alla redazione di un piano d'azione per il clima. Questo piano d'azione, grazie anche a Sogesca, che come avete detto voi è stato la società di consulenza con cui avete collaborato anche in Veneto Adapt, ci sta permettendo di portare proprio con lo strumento del PAES
anche per noi questo piano di azione per il clima all'interno di 21 comuni dell'Alto Vicentino. Poi stiamo modificando i regolamenti edilizi dei comuni di San Corso e Marano Vicentino proprio per andare a individuare norme che vanno a favorire l'implementazione di queste infrastrutture verdi in ambito urbano, attività formative per liberi professionisti, attività educative sulle scuole di vario grado. Abbiamo anche attivato un corso all'interno del master universitario di manager dello sviluppo locale sostenibile, un corso sulle comunità resilienti a rischio idrogeologico. E infine abbiamo attività di networking che vanno proprio a garantire la replicabilità delle azioni in altri contesti. Francesco, tra le attività che avete portato avanti o le iniziative, se capisco bene avete attivato anche un gruppo di acquisto rivolto ai cittadini. Sì, abbiamo attivato anche un gruppo di acquisto, siamo un po' in ritardo con questa azione, cioè il progetto non è ancora finito. Lo state avviando, insomma, è un progetto è come normale che sia. Esatto, è un po' in corso perché proprio a causa del Covid tutte le azioni in presenza sono state un po' ritardate. Comunque abbiamo attivato, diciamo, il gruppo di acquisto proprio durante il festival che abbiamo organizzato 2 settimane fa. Il festival è stato molto partecipato, abbiamo avuto più di 1000 presenze. E proprio nell'ambito di questo festival abbiamo organizzato un paio di eventi in cui abbiamo presentato questo gruppo di acquisto che permette ai cittadini, cioè pone ai cittadini un investimento su diverse tipologie di dispositivi per la gestione sostenibile dell'acqua di pioggia. Quindi andiamo a proporre ai cittadini 4 tipologie di prodotti diversi, che sono i serbatoi per l'accumulo e riutilizzo dell'acqua di pioggia, pavimentazioni permeabili, tetti verdi e giardini pluviali. Insomma, l'iniziativa è stata accolta abbastanza con interesse, perché anche i cittadini sono sempre più sensibili ai temi dell'adattamento climatico. Ovviamente si rendono conto che tutti dobbiamo fare qualcosa per cercare di ridurre l'impatto del consumo di suolo, che ovviamente consumiamo tutti, abbiamo un tetto sopra la nostra testa che va a consumare suolo, che va a produrre deflusso, che va a sovraccaricare le reti di drenaggio, e quindi è stato accolto con un buon interesse. Adesso stiamo comunque cercando di raccogliere ancora più persone attraverso una campagna di informazione online, attraverso la comunità di interesse, attraverso la newsletter. Quindi puntiamo ad avere tra le 15 e le 20 adesioni nel prossimo mese. Allora mi sembra che comunque c'è stata anche un'ottima, nonostante il Covid, un'ottima risposta anche dai cittadini, comunque della partecipazione, ci sia stata la partecipazione diffusa degli enti e anche dei cittadini stessi. Mi incuriosisce anche l'intervento che avete fatto nella scuola, perché non sempre realizzare certi tipi di interventi nelle scuole può essere ben accettato dal corpo scolastico, diciamo, anche dai genitori stessi. Anche noi incontriamo diverse difficoltà nel portare gli elementi di verdi nelle scuole, spesso per ragioni che non sto neanche a ripetere, perché alcune mi sembrano anche poco probabili, come dire. Però mi sembra che la partecipazione ci sia stata e i cittadini abbiano capito il bisogno e le vostre attività. Sì, no, c'è stata sempre una grande partecipazione dei cittadini, anche per esempio per il processo partecipato che abbiamo fatto online durante il periodo proprio del lockdown. Abbiamo dovuto muoverlo online, abbiamo avuto circa 120 partecipanti tra cittadini, amministratori e liberi professionisti, e quindi è stata una grande partecipazione proprio anche dei cittadini, proprio per definire le azioni del piano di adattamento climatico che stiamo portando all'interno dei comuni. Ti ringrazio Francesco per la presentazione, magari torniamo da te dopo il giro, abbiamo altri 5 progetti e devo cercare di stare dentro nei tempi. Certo. Tanto grazie, però se rimani poi magari torniamo alla certo. fine, faccio un'ultima domanda. Grazie a voi. Grazie intanto. Chiedo a Beniamino Russo di Aquatech, che è con noi, ci presenta invece il progetto Horizon 2020 Rescue. Tanto grazie Beniamino di essere con noi. Il progetto Rescue ha messo a punto una serie di strumenti innovativi per la valutazione, la pianificazione e la gestione della resilienza urbana.
Questi strumenti si propongono di aiutare la città nelle loro strategie di adattamento ai cambiamenti climatici e di migliorare la loro attuale capacità di affrontare le emergenze. Quindi da un lato prevenzione e poi anche risposta alle emergenze. Ci puoi dare qualche esempio del loro funzionamento e illustrare chi sono i principali destinatari, fruitori di questi strumenti che avete messo, che avete creato nel progetto? E se stai parlando sei in mute, Beniamino. Perfetto, grazie. Mi sentite adesso, no? Allora, grazie sì. per l'invito, prima di tutto, e complimenti per tutti gli interventi appena eseguiti, il progetto davvero interessante. Tornando alla domanda, allora, Rescue è un progetto di 4 anni e mezzo, quindi strumenti, e poi è stato una innovation action, quindi un progetto abbastanza pratico in questo senso, che ha messo a disposizione una serie di strumenti innovativi, che è abbastanza magari difficile citarli tutti, però vorrei almeno citarne 4. Sono tutti disponibili ovviamente sulla web del progetto. Adesso è stato sostituita la vecchia web con una nuova, toolkit.rescue.eu, dove si possono un po' trovare tutti gli strumenti ed anche materiali di diffusione. Quindi, come dicevo, almeno 4 strumenti vorrei citarli. Il primo è un ebook, è un testo praticamente digitale che consiste in un percorso praticamente interattivo per un'ampia fascia di pubblico, non solo tecnici, dove si possono trovare un po' le metodologie, gli strumenti utilizzati nelle 3 città case di studio di questo progetto: Barcellona, Lisbona e Bristol, e quindi un percorso abbastanza interattivo dove si può accedere sia alle informazioni metodologiche che proprio agli strumenti specifici che sono stati utilizzati. Questo ebook è stato proprio una richiesta della Commissione europea al fine di garantire una certa diffusione e una replicabilità di quanto fatto nel Rescue per altre città, al di là delle tre città caso di studio del progetto. Un'altra cosa che mi piacerebbe menzionare sono delle guidelines. Ogni work package tecnico alla fine ha prodotto una specie di brochure, linee guida molto sintetiche, con informazioni essenziali sugli obiettivi e le informazioni necessarie per un po' svolgere lo stesso percorso che è stato sviluppato nelle 3 città di studio. Quindi, per esempio, sul modeling è stata creata una guidelines, una brochure specifica, dove si possono conoscere un po' tutti i requisiti necessari per svolgere un'analisi di effetti in cascata prodotti da eventi meteorologici estremi sui servizi urbani, quali sono le informazioni necessarie, quali sono diciamo le conoscenze necessarie per svolgere questo tipo di studi e quali sono i possibili risultati ottenuti. Ovviamente poi ogni guidelines termina con una serie di contatti di esperti che possono essere contattati dentro della famiglia del progetto Rescue. E poi vorrei anche citare 2 tools, quindi 2 strumenti. Il primo è il RAF, Resilience Assessment Framework, che è uno strumento per effettuare un'analisi iniziale della resilienza di una città. Quando si arriva in una città e si vuole avere un po' un'idea di qual è lo stato a livello di resilienza urbana della città. Ovviamente a questo studio seguiranno studi più dettagliati, però è uno strumento potente, a nostro avviso, per avere un'informazione di diagnostico iniziale appena ci affacciamo allo studio della resilienza urbana di una città. Quindi è una tools che si basa su determinati indicatori e che può essere utile. E poi finalmente abbiamo messo a disposizione una platform, Rescue Adaptation Platform, che costituita da un database
un'ampia gamma di misure e strategie di adattamento al cambio climatico, con tutte informazioni con caratteristiche tecniche, economiche, eccetera. Gran parte di queste misure sono legate a NBAs, a Natural Based Solution, e una, secondo me, delle novità abbastanza interessanti, differenti metodologie, i co-benefici che queste misure danno. Quindi praticamente nel caso delle NBAs, per esempio, se si adottano per far fronte agli allagamenti urbani, non bisogna dimenticare poi nelle analisi costi-beneficio anche i co-benefici che possono dare sul miglioramento delle acque dei corpi idrici ricettori, oppure come citavano qualche minuto fa, anche nella mitigazione degli impatti delle isole di calore. Quindi io rimarrei su queste 4, poi ovviamente nella web c'è molta più informazione. Intanto grazie Beniamino, ma Rescue ha lavorato anche un piano d'azione per la resilienza all'interno dei siti di ricerca, giusto? Quali sono gli obiettivi stati raggiunti? Quali saranno i risultati concreti, o se ci sono già dei risultati concreti di questi piani d'azione per la resilienza? Sì, allora nel progetto Rescue si è lavorato su 3 piani di resilienza, Barcellona, Lisbona e Bristol, però poi ci siamo un po' impegnati anche nel lasciare una specie di manuale per quanto riguarda best practice da condurre, insomma, per elaborarne uno in altre città. Io credo che qui un po' la questione è che per anni, e lo abbiamo visto nelle presentazioni anteriori, no? Per anni le differenti amministrazioni comunali o gli enti locali hanno elaborato piani settoriali strategici con grande definizione e dettaglio, però molte volte è mancata un po' la comunicazione tra questi piani. Sono stati piani settoriali, strategici, specifici per alcuni servizi urbani, però è mancata un po' la visione olistica trasversale. Beh, per noi questi RAP, questi Resilient Action Plan, li abbiamo un po' definiti come piani di piani, nel senso che alla fine hanno questa visione un po' trasversale, si nutrono dei piani strategici, però devono avere un ampio respiro, no? In questo senso mi piacerebbe sottolineare un po' l'assoluta necessità di avere un manager dentro l'entità locale che coordini questi piani. Noi abbiamo scelto le città del Rescue proprio in funzione che c'era un resilient manager in queste città, che almeno possa avere una voce un po', possa coordinare attori diversi di ambito privato, locale, eccetera. E questa è stata un po' l'esperienza che abbiamo avuto, e l'abbiamo un po' anche abbiamo cercato di metterla per iscritto in questo manuale come best practice per elaborare un buon piano di resilienza. Grazie Beniamino. Quindi hai lavorato con la mia controparte, con Ares. Sì, con Ares a Barcellona, effettivamente. Credo che nelle 3 città, conosco anche i colleghi di Lisbona, l'iniziativa lanciata da quello perché ci sono anch'io dal Comune di Milano, sia stata un'iniziativa molto utile, promossa dalla Rockefeller Foundation nel 2000, dopo l'uragano Sandy, quindi ormai sono quasi 10 anni, 8 anni che si promuove questa iniziativa. Come diceva anche Daniela, prima presentavano anche nel progetto Veneto Adapt l'inserimento di figure, vuole che si chiama manager della resilienza, o comunque una persona che è dedicata a gestire la complessità e il rischio climatico, oggi diventa non più, come dire, una visione, ma diventa una necessità per fronteggiare la complessità delle risposte che dobbiamo trovare tra l'adattamento, ma che poi adattamento spesso e volentieri diventa qualità del costruito, qualità della vita, dello spazio pubblico, e diventa poi quindi anche un principio di sicurezza rispetto non solo di sicurezza rispetto agli eventi estremi, ma anche nel territorio, e una minore come dire, spreco di risorse naturali.
peraltro oggi viene anche richiesto e imposto dalla Commissione europea anche per l'utilizzo dei fondi del Recovery Resilience Facility Fund, quindi credo che questo sia molto utile. Allora, siccome sono un po' preoccupato per il tempo, Beniamino, ti ringrazio per questo primo intervento, poi se riesci a fermarti grazie a voi. Per le domande successive. Adesso andiamo al prossimo progetto. Segnalo che sì, è il terzo uomo che parla, ma poi ci saranno 3 donne, giusto per dare l'equilibrio, lo anticipo. Rudy Rossetto della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che invece ci racconta il progetto ReWatt. ReWatt con le proprie azioni intende costituire la base per un percorso di governance, diciamo un contratto di bacino, finalizzato alla condivisione partecipata di una strategia di medio-lungo periodo per la gestione sostenibile delle acque nel sistema idrogeologico interessato. In tale contesto, qual è stato il contributo del contratto di fiume per questo tipo di attività? Intanto grazie. Sì, buongiorno a tutti e anche io vi ringrazio per l'invito. Sarò il più breve possibile in modo da provare a farvi recuperare del tempo. Life ReWatt ha l'obiettivo di arrivare a una gestione sostenibile della risorsa idrica in Val di Cornia, che è un'area costiera della Toscana meridionale, dove si svolge prevalentemente un'attività di tipo agricolo intensiva. Il problema qual è? È il sovrasfruttamento delle acque e il peggioramento qualitativo e il necessario dover rendersi conto che l'acqua è un asset per la produzione economica. Prima della crisi l'area era anche sede di uno dei più importanti poli industriali italiani per la produzione dell'acciaio. Ecco, il disposto combinato tra prelievo idropotabile, prelievo industriale e prelievo agricolo ha causato, a partire dagli anni 60, intrusione salina, quindi peggioramento qualitativo, forte abbassamento dei livelli di falde, le acque principalmente utilizzate, quasi esclusivamente, sono acque di falda, e fenomeni importanti anche di cedimenti di terreno e di subsidenza. Con ReWatt, con una serie di interventi dimostrativi a basso impatto e un forte coinvolgimento della popolazione, abbiamo cercato di invertire questa tendenza. Il contratto di fiume ha avuto in primis la funzione di porre al centro dell'attenzione il valore dell'acqua, che è un valore non solo per gli ecosistemi, ma per l'intera società della Val di Cornia, quindi e quindi costituisce un mezzo di sostentamento, ecco, per l'intera pianura. In secondo, per costruire una strategia condivisa, ha avuto la funzione di mettere al tavolo tutti i diversi stakeholder con interessi diversi e bisogni diversi, e quindi non senza criticità, perché è facile parlare di approccio bottom-up, ma quando poi lo si realizza l'agricoltore ha interessi diversi da un industriale o dal gestore del servizio idrico integrato, e quindi ha permesso il confronto tra tutti questi stakeholder, portare alla luce le varie esigenze e quindi arrivare poi a decidere quali sono le soluzioni condivise per affrontare questo. Quindi un ruolo, direi, fondamentale è quello di mettere al tavolo diversi stakeholder e arrivare a una condivisione delle problematicità e delle necessità. Grazie Rudy, perché immagino che sia comunque è come quando si organizza una cena in tanti, non è mai facile trovare, mettere tutti d'accordo. Quindi... Una cena con parenti che non si vogliono bene. Esatto, se poi arriviamo a quel punto diventa ancora più complesso. E comunque credo che sia un lavoro lungo, l'abbiamo visto anche, lo vediamo anche noi nel territorio, quando si arriva a fare i contratti di bacino, contratti di fiume, la complessità aumenta per i diversi interessi che dovrebbero essere collaborativi, possono diventare conflittuali. Possono diventare collaborativi, ecco. Cominciano conflittuali. Facciamo il contrario, sono conflittuali e possono diventare collaborativi. Ti chiederei, Rudy, se ci puoi parlare magari di descrivere uno dei 5 interventi dimostrativi che avete. Sì, velocissimamente, in ReWatt abbiamo trasformato la Val di Cornia in un laboratorio per l'acqua.
in pochi chilometri quadri abbiamo realizzato 2 impianti di riuso dei reflui trattati, un importante intervento di riqualificazione morfologica fluviale e un impianto di ricarica delle falde di livello avanzato che è praticamente stato il primo a testare la normativa italiana sulla ricarica delle falde. L'intervento di ricarica delle falde ha permesso di derivare parte delle acque di morbida del fiume Cornia in un bacino di infiltrazione e garantisce, utilizzando solo 2000 metri quadri di terreno in maniera completamente dolce e non impattante, di aumentare la disponibilità idrica di circa 500-600 mila metri cubi l'anno in questi 3 anni, con una potenzialità fino a 1.200.000 metri cubi. Gli interventi nel complesso, nei 3 anni di monitoraggio, hanno permesso di incrementare la disponibilità idrica in Val di Cornia di circa 2,5 milioni di metri cubi l'anno. Questo si è alla fine visto anche attraverso una risalita dei livelli di falda che quest'anno, in un periodo di particolare siccità, ha permesso di non avere problematiche, anzi, nonostante la siccità siamo circa 70-80 centimetri con i livelli di falda superiori all'anno scorso. Grazie mille. Allora, su questo, scusami un secondo che ho un ritorno. Su questo ultimo passaggio volevo solo chiederti l'ultima domanda. Il progetto realizza un catalogo dati SIT. A chi è rivolto e quali sono le sue finalità? Sì, allora, il catalogo di dati SIT ha permesso chiaramente la realizzazione di un sistema informativo geografico dell'area e quindi di mettere a sistema tutti i dati, anche storici, che avevamo sull'acqua e sui temi collegati della Val di Cornia. Che è rivolto? È rivolto in primis agli amministratori, alle utility, all'autorità di bacino. In secondo ai cittadini. Costituisce adesso la base storica per avere la serie temporale di dati a partire dall'inizio del Novecento per valutare gli impatti che i cambiamenti climatici hanno sull'acqua in Val di Cornia. In sintesi stiamo costituendo un osservatorio per l'analisi dell'impatto dei cambiamenti climatici sulla risorsa idrica nel bacino costiero della Val di Cornia. In questo sito confluiscono tutti i dati che continuiamo e continueremo a acquisire anche grazie a 2 nuovi progetti, un Horizon 2020 PN per la formazione di ricercatori sulla ricarica delle falde e un Horizon Prima sul nesso acqua-cibo. Spero di avervi fatto un quadro complesso ma sintetico. Hai dato un quadro super preciso e con dei tempi anche veramente utili per recuperare il piccolo ritardo che abbiamo. Quindi ti ringrazio, Rudy, anche grazie per aver partecipato. Se rimani, poi magari se riusciamo torniamo da te dopo. Adesso chiamo Cinzia, con la quale lavoriamo, Cinzia Davoli della Città Metropolitana di Milano, con la quale ci conosciamo e lavoriamo spesso e volentieri insieme. Come diceva prima Eugenio, che ha fatto tutto un elenco di progetti che abbiamo fatto insieme, anche perché come comune città metropolitana abbiamo sempre avuto l'impostazione e la necessità di lavorare insieme, perché le acque che ci sono a Milano non nascono e non finiscono a Milano, e abbiamo poi un programma importante di forestazione urbana insieme, che è il programma Forestami, 3 milioni di alberi nel 2030, insomma sfide importanti per la città metropolitana di Milano. Cinzia, ti chiederei se ci puoi raccontare quali sono le azioni invece del progetto Metro Adapt, che ha attivato, queste azioni sono state attivate per integrare le strategie di cambiamento climatico nei piani territoriali della città metropolitana di Milano. Cioè, come è stato fatto questo mainstreaming dell'adattamento dentro i piani territoriali dei comuni metropolitani?
Ciao Piero, ti saluto anch'io e ti ringrazio per l'invito e per la domanda a questo panel molto molto interessante. Io sono molto felice di essere qua oggi perché da 15 giorni che il progetto Life Metro Adapt è concluso, per cui posso portarvi proprio l'interezza del progetto, che è previsto questo. Innanzitutto conoscenza, cioè lo spiegava prima il professor Morello, arrivavamo da un momento nel 2018 quando abbiamo iniziato il progetto in cui dovevamo affinare la conoscenza specifica di quello che era gli effetti del cambiamento climatico all'interno del nostro territorio, quindi andare sempre di più a portare informazione in termini di isole di calore, ma anche in termini di ruscellamento, di runoff. Quindi questo sistema di conoscenza è andato a inserirsi all'interno di quello che è la strategia di città metropolitana per rispondere a questi problemi. Pertanto una strategia territoriale e parallelamente al progetto Life Metro Adapt è partito il percorso del piano territoriale metropolitano che come progetto Life Metro Adapt si è concluso a settembre, anch'esso è diventato vigente da settembre, per cui come dire un percorso assolutamente integrato con quello di un progetto Life, quindi una cosa abbastanza anche atipica, riuscire a mantenere il ritmo perché è veramente difficile. Oltre appunto a queste tipologie di inserimento nella strategia, abbiamo fatto anche delle azioni, nel senso che dovevamo scegliere un modo di agire per noi e per tutti i 133 comuni del territorio. E abbiamo selezionato come modalità di agire per adattarsi al cambiamento climatico le MBS. Ne abbiamo già sentito parlare molteplici volte oggi, quindi non mi soffermo molto. Noi le abbiamo scelte sia in termini strategici che in termini operativi, quindi le abbiamo anche realizzate. Per quanto riguarda invece la parte afferente come si arriva poi ai comuni, a far sì che tutti i comuni, dal comune di Albairate al comune di Milano, come dire, in senso partecipativo, possano avere degli strumenti maggiori per affrontare questi cambiamenti climatici, noi abbiamo iniziato lavorando sul piano territoriale metropolitano, appunto, come dicevo. Condivido un attimo lo schermo, sarà veramente una questione di un secondo, così proprio per poter essere molto più veloce. Il piano territoriale metropolitano nei suoi principi ha inserito proprio il rafforzamento della capacità di resilienza del territorio rispetto ai cambiamenti climatici. Nel principio 1, che è il principio per la tutela delle risorse non rinnovabili, ha espresso molto chiaramente, anche con un linguaggio abbastanza semplice, quello che era l'obiettivo il principio guida cardine del piano territoriale. Ha dato degli obiettivi al territorio, obiettivi per coerenziare le azioni del piano territoriale metropolitano e quindi dei piani di governo del territorio di tutti i 133 comuni in accordo rispetto ai contenuti degli accordi internazionali sull'ambiente, ed è andato sempre più come dire, nello specifico, occupandosi del tema delle acque e occupandosi della rete verde metropolitana come sistema di adattamento e ovviamente mitigazione agli effetti del cambiamento climatico nel rispetto del paesaggio e delle specifiche, perché proprio delle specifiche del nostro territorio. Le norme approvate, qui non entro nel merito, ma c'è un elenco abbastanza dettagliato di norme approvate che abbiamo studiato ad hoc all'interno del progetto con dei giuristi, proprio perché non era così semplice inserire al nostro livello delle norme che indirizzassero i comuni da questo punto di vista. Per cui questo, ecco, consiglio magari a chi si trova nella nostra stessa condizione di essere un ente di coordinamento, di andarla a vedere, perché è stato uno sforzo molto grande trovare anche il lessico corretto per imporre degli obiettivi e condividere delle strategie. Mentre un'altra delle cose importanti è appunto la rete verde metropolitana, che è una parte che proprio va a mettere a matrice le necessità del territorio divise in unità di paesaggio con le possibilità dell'adattamento intese come network-based solution. A tutto questo si collega un piano di perequazione economica attuativa che vede proprio
nella rete verde la possibilità di fare delle scelte di utilizzo di questo fondo perequativo in termini di adattamento al cambiamento climatico intercomunale. Per cui questo è il percorso che abbiamo fatto. Spero che si sia visto il video, tra l'altro, perché ho intanto avuto dei problemi e spero che appunto di aver chiarito quale potesse essere il nostro ruolo, quali sono gli sforzi che abbiamo fatto in tal senso. Grazie Cinzia, sì, era tutto molto chiaro. Io ti chiederei che nel progetto MetroAdapt sono previste la realizzazione di alcune azioni pilota, come Natural Based Solution per il drenaggio sostenibile e ritenzione idrica, scusa. Ci puoi dare una descrizione un po' dettagliata del pilota, del caso pilota? Sì, ne abbiamo fatti due, nel senso che abbiamo fatto in realtà due step. Abbiamo preparato, come dire, una serie di documenti che potessero guidare tutti a rifare lo stesso percorso che abbiamo fatto noi. Abbiamo avuto un po' questa idea di fare un progetto molto open source, quindi di rendere tutti gli step disponibili a tutti e molto autoesplicativi, perché noi appunto dovendo fare questo lavoro e dovendo diffonderlo su 133 comuni avevamo questa necessità di essere open source in termini mentali quasi. E quindi abbiamo fatto delle schede, abbiamo fatto delle linee guida per l'inserimento delle misure di adattamento nei vari piani, regolamenti e programmi. Stiamo lavorando sul regolamento edilizio metropolitano inserendo delle specifiche tecniche proprio sulla realizzazione delle network based solution e abbiamo fatto degli studi di fattibilità, 2 studi di fattibilità per poter mettere a disposizione anche le procedure proprio di progettazione a chiunque si voglia approcciare. Mentre come realizzazione, anche qui forse è meglio che faccia vedere un'immagine piuttosto che descrivertela come dire direttamente. Adesso vediamo se trovo, eccolo qua. Abbiamo fatto 2 interventi, uno a Solaro e uno a Masate, 2 comuni a nord. Te ne racconto uno solo, sono 2 interventi di sistemi di drenaggio urbano. L'intervento di Solaro prevedeva la disconnessione di un parcheggio di un centro sportivo comunale. 5.700 metri quadrati di parcheggio in un'area in cui c'era un problema abbastanza significativo di rischio idraulico, perché c'era un passaggio tra 2 modalità geologiche differenti, quindi siamo nell'ambito delle Groane, che per chi non è di Milano è un ambito molto argilloso, quindi con un problema di ruscellamento abbastanza significativo e, come dire, un mixte geologico non facile. E poi, come vedete, c'è questa pressione da parte dell'urbanizzato che stava sempre più crescendo e il sistema fognario non era predisposto ad accoglierlo. Abbiamo creato un parcheggio di bioritenzione di tutto questo parcheggio, grazie a 6 pozzi perdenti che intercettava la turbinatura e grazie a 6 pozzi perdenti nascosti tra l'altro dava questo tipo di servizio, e utilizzando 4 aiuole drenanti che hanno poi dato la possibilità di avere anche un bell'impatto anche estetico e gradevole al parcheggio, che invece era in sostanza un parcheggio unicamente come dire, asfaltato. Questo ha consentito anche di riqualificare dal punto di vista estetico e di fruibilità quel parcheggio, e abbiamo quindi anche previsto un piccolo percorso che prima non era tracciato dalla parte naturale all'ingresso del campo sportivo. Quindi questo ha aiutato non solo come dire, la parte di gestione delle acque, ma appunto come solo questi sistemi basati sulla natura sanno fare, ha aiutato anche a riqualificare un banale parcheggio di un centro sportivo che è diventato invece una parte di passaggio riqualificata e più in sicurezza. Molto bello l'intervento, anche con una sua funzione di natura sociale, non solo diciamo ambientale e climatica, che insomma, fa muovere la città, il territorio metropolitano con più sicurezza, ma soprattutto anche con una maggiore qualità appunto anche del costruito.
Sì, se posso, Piero, ti dico solo una cosa, sì, che poi la scelta è stata importante secondo me anche quella di andare fuori dalla prima cerchia dei comuni, dei comuni più grossi, portare queste cose nei comuni piccolini, no? Perché si sentivano magari anche un po' meno capaci, meno nella possibilità, e averle portate lì queste piccole soluzioni, perché sono piccolissime rispetto a quello che fate voi nel comune di Milano e i grandi progetti, li hanno fatti sentire parte della risposta ai problemi di adattamento. Quindi questo ci ha fatto molto piacere, perché abbiamo parlato con tecnici comunali che non avevano mai sentito i termini di cui parliamo oggi, per cui e anche questa è stata una sfida secondo me del progetto, e come dire, il ruolo, come dicevi tu prima, no? Il lavoro insieme è proprio questo, cioè cercare di portare sinergia tra quello che può essere fatto in un comune capoluogo e quello che può essere fatto in maniera completamente diversa ma efficace in comuni che magari non hanno la stessa capacità e la stessa forza. Su questo colgo l'occasione per segnalare che quest'estate è stato pubblicato un bando per misure di adattamento rivolto ai comuni sopra i 60.000 abitanti, e credo che, non so se è già uscito, uscirà anche il bando dedicato per le città metropolitane, che appunto guarda invece ai comuni sotto i 60.000 abitanti per dare supporto. Da quanto mi è dato sapere, comunque anche nei grandi comuni sopra 60.000 abitanti non tutti erano preparati, perché non tutti i comuni hanno partecipato, che poi non era neanche un bando, era un'erogazione di finanziamento, quindi insomma abbiamo comunque ancora tanto bisogno di formare le pubbliche amministrazioni di tutti i livelli su questi temi. Grazie Cinzia, adesso andiamo a vedere un'altra pubblica amministrazione. Chiedo a Cristina Drius. Ciao Cristina, buongiorno. Del settore urbanistico e dell'edilizia privata della città di Legnano Sabbiadoro, di raccontarci un po' del progetto Response. Il progetto Response intende fornire un supporto alle amministrazioni pubbliche, italiane e croate in questo caso, per l'adozione di approcci di governance intelligenti in risposta agli impatti e ai rischi causati dai cambiamenti climatici. Ci puoi descrivere quali sono le principali problematiche in ambito climatico che sta affrontando Legnano Sabbiadoro e quali sono gli aspetti più interessanti emersi dall'analisi della vulnerabilità e del rischio condotto nell'area proprio di Legnano? Allora, diciamo che Legnano Sabbiadoro è una penisola nell'Alto Adriatico ed è appunto un'area pilota di questo progetto. È stata scelta per redigere il PAESC e in quanto penisola è lambita praticamente dall'acqua un po' ovunque. Da una parte al Tagliamento, il fiume Tagliamento, insomma un fiume importante con molta acqua in particolari periodi dell'anno, il mare e la laguna alle spalle. Diciamo che appunto la grande presenza di acqua determina anche tutte le problematiche di rischio alluvioni e allagamenti in particolari periodi dell'anno, dal fiume durante i periodi autunnali e poi insomma in vari periodi dovuti dal mare e dalla laguna. Uno degli altri temi particolarmente importanti per il nostro territorio sono appunto le mareggiate e l'erosione che determina sulle coste. Vi dico solo che insomma negli ultimi anni è stato, se in passato le mareggiate c'erano soltanto nel periodo autunnale e invernale, nell'ultima decina d'anni e negli ultimi 2 anni in particolare abbiamo avuto eventi importanti di mareggiate anche durante il periodo estivo. Una mareggiata, quella dello scorso anno, ha fatto in modo che venga portata via, ha determinato un gradino nella spiaggia di 70 centimetri. Questa cosa fa venire facilmente in mente che si porta via buona parte di quell'area che viene utilizzata per il turismo, determinando gravi problemi per tutta quella che è l'economia locale e diventa un problema sensibile, perché se durante l'inverno i mezzi possono entrare e risistemare la spiaggia, durante l'estate evidentemente rappresenta un problema anche grave. Un altro tema di grande sofferenza è determinato dalle bombe d'acqua, allagamenti che sempre di più e sempre in maniera più pressante diventano un tema anche estivo. E quindi il territorio è cresciuto molto velocemente e con una rete di drenaggio non particolarmente efficace e appunto questi eventi meteorologici estremi che portano queste bombe d'acqua mettono in seria difficoltà tutto il sistema della città. Città che passa dal periodo invernale di 7.000 abitanti a 300.000 abitanti durante il periodo estivo, e quindi capite bene che l'escursione porta
porta al fatto che molte persone insomma, si trovino in situazioni anche di pericolo. Il problema degli allagamenti è peggiorato dal fatto che, essendo un luogo di mare e che oltre all'erosione data dal fiume ci sono anche i venti che trasportano le sabbie nel sistema di drenaggio, nel sistema delle fognature, metà della fognatura è ostruita dalla presenza appunto di della sabbia, e quindi l'efficienza del sistema di drenaggio è messa in seria difficoltà. Un altro tema importante è appunto sono le ondate di calore. Lignano, nonostante abbia grandi aree naturali e di dimensioni importanti, e nel territorio, insomma, nel territorio dell'Alto Adriatico sia anche una delle città che con rilevamenti dell'ARPA dimostri che ci sono 2-3 gradi in meno di calore rispetto ad altre nelle stesse caratteristiche ma con molte meno aree naturali. Nonostante ciò, durante il periodo estivo, probabilmente dovuta anche alla presenza delle presenze turistiche che sono particolarmente intense, è arrivato anche quest'anno, nella settimana di Ferragosto, ad avere dei blackout elettrici determinati dall'esagerata sovraccarico della rete elettrica. Altro tema meno sensibile, ma che è stato particolarmente interessante rilevare durante gli incontri appunto del progetto, è stato l'incapacità o comunque la poca sensibilità che gli abitanti, gli stakeholders hanno nei confronti dell'innalzamento del livello del mare. Nonostante insomma sia un tema del quale sentiamo parlare ogni giorno, il fatto di aver presentato una bottiglietta con l'indicazione che nel 2100 ci saranno 1 metro in più d'acqua nel territorio, che quindi il 36% della città sarà, se non si attueranno delle misure efficaci, sarà coperta dall'acqua, ha provocato una situazione di grande emergenza, insomma, ha determinato una condizione di vera preoccupazione nei presenti, e questo finalmente, insomma, qualche campanello d'allarme si sente, nonostante insomma, sia un tema che è particolarmente, insomma, del quale sentiamo parlare ogni giorno. Ecco, credo che questi siano i principali problemi climatici del nostro territorio. E visto la peculiarità, voi dicevi che gli impatti vanno a colpire soprattutto gli aspetti turistici, no? Di gestione del turismo, anche una parte importante. Qual è stato il coinvolgimento e l'attenzione che gli operatori turistici hanno rivolto ai risultati, innanzitutto, ma poi soprattutto nell'identificare poi le soluzioni, come poterle affrontare insieme? Abbiamo un po' lavorato su tutte ovviamente le analisi, insomma, le riflessioni che sono state fatte sono state prevalentemente rivolte al fatto di individuare degli efficaci modi per uscire da questa situazione, in particolare per l'erosione della costa. Negli ultimi anni abbiamo cercato di attuare varie misure, non sempre efficaci o del quale l'efficacia è difficile misurarla nel breve periodo, e quindi insomma, la volontà è stata quella, insomma, di cercare di mettere insieme delle forze per individuare, insomma, per realizzare uno studio che abbia la capacità di misurare questo tipo di interventi e di sceglierli in maniera, visto il lungo periodo temporale nel quale esplicano la loro efficacia. È stato appunto l'intento è stato quello di individuare delle misure che siano effettivamente efficaci. Negli ultimi anni abbiamo provato a realizzare dei pennelli a mare per bloccare l'erosione, a sistemare durante il periodo invernale dei grandi sacconi di sabbia con l'intento di limitare l'effetto delle mareggiate, che ovviamente la mareggiata si porta via buona parte della sabbia della spiaggia e la deposita in uno dei primi banchi a mare. E quindi cercare di individuare una serie di misure che siano capaci di frenare, limitare l'avanzata, insomma, di questi fenomeni di erosione. In parallelo, come dicevo prima, il territorio è anche densamente costruito con una edilizia, con delle costruzioni che sono di bassa qualità, che hanno bisogno, insomma, di seri interventi di riqualificazione, individuare delle misure che siano in grado di rispondere alla riduzione delle ondate di calore, alla riduzione, insomma, di questi fenomeni che sono particolarmente intensi.
È stato particolarmente interessante ed efficace sentire quello che ha detto Cinzia prima di me, appunto nella redazione del regolamento edilizio, eccetera. Anche noi stiamo ragionando rispetto a misure di questo tipo per la redazione di un regolamento edilizio, per l'individuazione di misure premiali, per la demolizione, insomma per la riqualificazione del territorio, ma di farlo in funzione della capacità che insomma i privati avranno di realizzare interventi che abbiano quella attenzione, cioè realizzare vasche di laminazione, tetti verdi, insomma questi esempi che ormai insomma del quale sentiamo parlare, ma non così spesso riusciamo a realizzare in maniera attenta. Mi è parso particolarmente interessante nell'intervento di Cinzia il fatto che insomma, degli avvocati abbiano scritto queste linee guida, perché poi insomma, le buone idee ci sono, ma poi bisogna trovare il modo per passare appunto a renderli effettivi questi interventi. E diciamo che tra gli altri aspetti sul quale abbiamo un po' ragionato è appunto anche l'individuazione di metodi attraverso insomma, assicurazioni per la copertura dei danni climatici, insomma varie misure di questo tipo. Una delle cose che stiamo già facendo appunto è la redazione, insomma abbiamo fatto un rilievo di tutta la rete del drenaggio delle acque meteoriche, che è, come dicevo prima, coperta per il 50% da sabbia, e attraverso i fondi del PNRR fare un intervento di ripulitura di tutta la fognatura del comune, incrementare le portate delle idrovore, insomma interventi di questo tipo che aiutino a risolvere il problema degli allagamenti. Grazie mille. Cristina, scusate perché vedo che il tempo ormai siamo quasi agli sgoccioli. Molto interessante soprattutto la parte legata al turismo, come raccontavi, nel senso che comunque gli impatti sono, e avere un coinvolgimento degli attori, i territori economici è essenziale. E poi anche il PNRR nei prossimi mesi metterà a disposizione, come dicevi, risorse per questi interventi, quindi insomma bisogna arrivare con i progetti pronti, anche perché poi le scadenze al 2026 sono dietro l'angolo per una pubblica amministrazione, e poi le tempistiche sono molto ristrette. Grazie ancora a Cristina, e chiederei a questo punto a Francesca La Rosa del Centro Euromediterraneo sui Cambiamenti Climatici. Ciao Francesca, sei in mute, eccolo qua. Ciao, eccomi. Ecco, di raccontarci il progetto Clara. Clara è un progetto Horizon 2020, che sviluppa nuovi servizi climatici basati su specifiche applicazioni digitali nel campo delle energie rinnovabili, della gestione delle acque, dell'agricoltura, qualità dell'aria e salute e riduzione del rischio di disastri. Ci puoi descrivere brevemente, illustrando le principali caratteristiche? Sì, il progetto, appunto, come dicevi bene tu, intanto vi ringrazio per l'invito. Dopo tutti questi, devo dire, interessantissimi progetti, mancava giusto qualcosa di inerente a come includere le informazioni climatiche all'interno dei vari processi decisionali, che è l'obiettivo proprio di Clara, che è una Innovation Action finita a settembre del 2020, il cui però contributo in termini di eredità continua in tanti altri progetti, sia Horizon 2020 che all'interno delle varie realtà locali. L'obiettivo era quello di sviluppare dei servizi climatici attraverso l'uso di previsioni, dati e informazioni del settore del sistema Copernicus Climate Change Service, quindi usare dei dati aperti prodotti a livello europeo per poterli poi trasformare in informazione e conoscenza al servizio di 6 settori. E come giustamente citavi tu, questi settori sono i settori prioritari indicati dal Global Framework for Climate Services, che è un progetto, un framework globale, e sono agricoltura, prevenzione dei disastri naturali, energia, qualità dell'aria e quindi salute e acqua. Abbiamo poi 2 servizi climatici che sono trasversali, quindi che possono essere utilizzati attraverso diversi settori, e l'obiettivo appunto sarebbero altamente complessi da gestire, da leggere, in informazioni che sono immediatamente fruibili. Per arrivare a questo
abbiamo messo in campo un processo di cosiddetto co-sviluppo e cogenerazione. Quindi trasformare questi dati non significa necessariamente fornire delle previsioni che siano poi semplicemente fruibili all'utente finale, ma si tratta di costruire con l'utente finale un percorso che porta a capire quali sono le sue necessità, su che scala ha bisogno di queste informazioni, sia temporale che spaziale, a che pro, come ha intenzione di integrarle all'interno del processo decisionale e quindi quale sia il modello di business migliore per questi dati. Abbiamo avuto delle esperienze con non solamente imprese private ma anche municipalità, ma anche pubblica amministrazione. Abbiamo infatti all'interno del progetto Clara partner che vengono da paesi europei diversi, Italia, Spagna, Svezia, Inghilterra, ma anche l'Olanda e il Belgio. E in Italia abbiamo lavorato moltissimo con la regione Emilia-Romagna, con ARPAE, quindi l'Agenzia regionale di protezione ambientale, per non parlare poi della collaborazione con ISPRA e quindi di tutto il loro apparato sia statistico ma anche di comunicazione. Abbiamo capito all'interno del progetto che è necessario coinvolgere stakeholder diversi perché le informazioni climatiche non sono parte del processo decisionale e affinché queste lo diventino devono interagire sia imprese private, comuni, aree metropolitane, regioni, ma anche uffici tecnici come le università e ad esempio il nostro centro di ricerca, il Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici. Per rispondere come possiamo integrare questi dati abbiamo tutta una parte tecnica di sviluppo del servizio, quindi l'integrazione di questi modelli e informazioni climatiche dentro dei modelli più complessi che quindi valutino gli impatti economici ma anche gli impatti sociali del clima. Dopodiché attraverso un processo di cogenerazione cerchiamo di capire quali sono appunto le esigenze dell'utente finale, valutiamo economicamente i benefici di questi servizi climatici, quindi facciamo un assessment economico. Questo è stato un grande contributo di Clara perché in realtà non esisteva una metodologia per valutare servizi intangibili come quelli climatici e infine cerchiamo di capire come questi servizi climatici possano essere introdotti all'interno del mercato di riferimento costruendogli ad hoc un modello di business. Al termine del progetto avevamo consegnato tuttora operativi 15 servizi climatici, 15 modelli di business completamente nuovi e l'assessment dei benefici economici che sono espressi sia in valore monetario che in valore non direttamente misurabile da delle metriche espresse da numero di euro o ammontare di euro. Il progetto ha messo in luce come sia necessario un processo di standardizzazione di questi servizi climatici e come sia importante capire come leggere le informazioni, quindi anche preparare alcuni degli uffici tecnici. Quindi sì, andiamo a coadiuvare quelli che sono gli sforzi, per esempio, di non solo di awareness, ma anche di capacity building a tutti i livelli. Il progetto ha tuttora una pagina web molto attiva, anche perché abbiamo una sezione dedicata proprio al design di questi modelli di business attraverso un gioco partecipativo, quindi vi invito a visitarlo, è clara-project.eu. Ha avuto degli spillover importanti in tanti paesi, soprattutto in Italia e in Spagna, e continuiamo a partecipare a meeting come questo proprio perché vogliamo che vengano capitalizzate queste conoscenze al fine di non ripetere le esperienze già accumulate, ma magari andare avanti da quello che è stato fatto. E direi che mi fermo qui. Sei sul muto? Sì, grazie Francesca, stavo arrivando per non perdere il microfono. E l'ultima domanda, che poi scusa, siamo veramente alla conclusione, che mi interessa molto: quali sono stati gli strumenti o le azioni diciamo, che gli hanno aiutato a portare la conoscenza scientifica all'interno degli enti locali? Perché poi siamo già in una società oggi dove troppo spesso la scienza o non viene considerata o viene criticata senza nessuna ragione.
Quando poi va tradotto in un'azione di governo adesso diventa un po' complesso, no? Qual è stato lo strumento, secondo te, la cosa che è stata diversa rispetto ad altre esperienze? Devo dire che lo strumento è la fiducia e la costruzione della fiducia non è una cosa che avviene dalla sera alla mattina, quindi lo strumento chiave è il tempo. Cioè noi avevamo già delle ottime relazioni con quelli che sono i partner di questo progetto e quindi avevamo imparato da loro nel tempo come comunicare con loro e loro avevano imparato da noi come comunicare con noi, ma i 2 anni di progetto sono stati fondamentali per incontrarci online e offline, perché anche gli strumenti online sono stati importanti, per realizzare dei workshop dove in qualche modo abbiamo capito come dialogare, abbiamo capito come parliamo e in questo senso Clara ha creato un organo che è stato di grande successo e che in qualche modo dovrebbe essere instaurato in tutti i progetti, che è questo multi-user forum, dove ci incontravamo a cadenze più o meno regolari, ci siamo visti 3 volte in persona, ma online abbiamo sviluppato tutta una serie di interazioni dove persone appartenenti a enti diversi, società diverse, comunità diverse anche geograficamente, si incontravano per 3 giorni, 2 forse, 2 o 3 giorni a seconda dell'evento, per parlare sia di come, della scienza dietro i cambiamenti climatici, sia dei benefici economici che questi servizi climatici apportavano al loro supporto. Il fatto di incontrarsi tra di loro ha reso possibile anche creare un rapporto diretto con noi. Quindi lo strumento direi che è veramente il tempo, la pazienza. E poi c'è anche questo tentativo di comunicare usando le parole giuste, nel senso imparare da chi percepisce la scienza come la percepisce e quindi anche adattarci noi a quelli che sono certi modi di comunicare all'interno di un'impresa piuttosto che di un'amministrazione locale. Direi in generale che l'interazione è fondamentale per costruire la fiducia, e fiducia non intendo necessariamente fiducia nelle previsioni climatiche, intendo proprio anche fiducia nelle capacità dei singoli, quindi degli individui. Continuità e tempo, sì. Perfetto, grazie Francesca. Grazie. Il tempo è la pazienza, anche nella vita normale è la cosa necessaria. Io lascerei a Daniela per le conclusioni, credo, perché siamo arrivati alla fine del nostro tempo. Ringrazio tutti. Anche per me è stato molto utile perché ultimamente, diciamo, dedicare ad ascoltare le altre esperienze. Credo che la carrellata di progetti che Daniela e tutto il Veneto e lo staff di Veneto Adapt ha messo insieme ha dato una dimensione trasversale delle necessità che abbiamo rispetto all'adattamento ai cambiamenti climatici, quindi alla gestione dei dati, alle azioni concrete nelle scuole, sulla costa. Abbiamo azioni come quella che raccontava anche Cinzia nei piccoli comuni, che sono sicuramente chi ha più bisogno rispetto alle grandi amministrazioni territoriali, insomma una diversità di interventi che vanno a dare un quadro di un paese che nel mentre che qualcuno pensa ancora al piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, in realtà va avanti e lo fa con coraggio, senza quello che è un supporto adeguato dagli organi invece nazionali che sono a mio avviso estremamente in ritardo rispetto anziché pensare di ragionare sul nucleare, io penserei a ragionare su come adattarci al cambiamento climatico, che non è domani, ma è già successo ieri, e quindi noi dobbiamo essere su questo. Ringrazio Daniela per l'invito, ci sentiamo prossimamente, speriamo di vederci anche fisicamente un po' tutti presto. Grazie Daniela e grazie, complimenti ancora per Veneto Adapt. Grazie, intanto ringrazio tutti, come diceva Piero, è stato molto interessante questo scambio, l'obiettivo era proprio quello di riuscire a mettere in rete le esperienze diverse e a confrontarci
capendo anche il valore aggiunto dei diversi progetti. Io credo che questo sia molto interessante e sicuramente utile a tutti, sia a chi magari il progetto l'ha già finito, ma che comunque continuerà a lavorare su questi temi, magari con altri progetti o comunque nelle attività quotidiane del proprio ente. Molto utile invece a chi ha ancora il progetto in corso. Ho trovato degli spunti molto interessanti, sono stati già sintetizzati da Piero, ma magari ad esempio l'approfondimento e l'esperienza del coinvolgimento dei diversi stakeholder, ma con un'attenzione anche alle attività produttive. Quella delle aree industriali è uno dei temi forti da affrontare se vogliamo nei nostri territori riuscire a cambiare le condizioni. Anche le imprese devono capire cos'è l'adattamento e capire anche che possono fare azioni di adattamento. Sicuramente il tema della partecipazione, come è stato approfondito da molti punti di vista diversi. Molti lavorano con le scuole, anche nell'ambito di Veneto Adapt sono state fatte delle esperienze con le scuole in alcune delle città e devo dire che è uno degli aspetti su cui potrebbe essere anche interessante fare solo una giornata di riflessione su come lavorare con le scuole, perché il tema è anche quello di non angosciare, ma far capire che è necessario conoscere e poi agire. Ovviamente anche le esperienze tecniche ne abbiamo viste di diverso tipo, le nature-based solutions piuttosto che azioni specifiche sul territorio sono importanti perché è più facile, se si vede cosa fanno gli altri, è più facile riuscire a capire come lavorare nella propria città o comunque territorio più ampio. Piero ha citato anche il bando, insomma il decreto del Ministero della Transizione Ecologica che dava finanziamenti diretti per progetti alle città fino ai 250.000 abitanti e sappiamo appunto, e questo è un problema grosso, che non tutti sono riusciti a presentare i progetti, quindi vuol dire che è un argomento che ha bisogno di supporto ancora. E credo che un po' ci aspettiamo, no? dallo Stato anche questo supporto, che non può essere semplicemente un decreto che esce a giugno con scadenza a 6 settembre. Questo, secondo me, anche i tempi hanno determinato delle difficoltà. Quindi sì, l'obiettivo dei nostri webinar e poi dell'evento in presenza il 28 di ottobre a Ecomondo è proprio questo, quello di mettere insieme diverse esperienze. Le abbiamo fatto un po' online, un po' in presenza, proprio perché le difficoltà di questo periodo di pandemia non ci hanno permesso di organizzare quegli eventi che avrebbero dovuto svolgersi in presenza e quindi con più facilità anche di scambio, ma credo insomma che riusciremo attraverso i siti, attraverso anche questa conoscenza che abbiamo potuto portare in questi giorni e in questi incontri. Credo che continueremo a confrontarci tra noi. Io credo anche che sia importante proporre, magari attraverso proprio questo sentire comune, proporci anche al Ministero per suggerire di cosa hanno bisogno i territori. Quindi facciamolo
anche in quelle regioni che sono meno sensibili e meno attive, e io proporrei anche di farlo insieme, magari trovando il modo giusto anche con il Ministero della Transizione Ecologica. Se non ci sono altri interventi, domande, io direi che insomma siamo stati veramente nei tempi di questa che ci eravamo dati. Ringrazio veramente tutti, sia i partecipanti che i relatori, grazie per la vostra disponibilità e come dicevo vi invito il 28 di ottobre a Ecomondo in presenza a Rimini e alla nostra conferenza finale il 2 dicembre a Padova. Poi ovviamente vi terremo informati su programma e modalità. Quindi direi un grazie a tutti e a presto. Grazie, grazie. Grazie Daniela. Grazie, buona ciao, giornata ciao. e complimenti a tutti. Grazie. Grazie a tutti.